Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili e benvenuti qui dal Tocha Stadium di Palermo, dove andrà in scena Merlo Calcio a 5 contro Sant'Isidoro Bagheria, una gara che, vedendo la classifica, ovviamente può regalare risvolti diversi e complicati anche da decifrare per entrambe le formazioni. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Oggi una gara quindi di vitale importanza per entrambe le squadre che vogliono avere questi 3 punti che possono lanciarli paradossalmente anche in zona playoff, o meglio salvarli da una zona che più calda non si può, quella della zona salvezza, la zona per non retrocedere in questo campionato di Serie C1. Andiamo con le formazioni. Merlo senza mister Gallo, rimasto a casa, lo salutiamo ovviamente, una persona super solare che oggi guiderà con lo spirito i suoi. In porta Tormina e Costanza, poi Finazio Di Fede, Condori, Rizzuto, Molinaro, Bongiovanni, Di Cara, La Spisa e Marco Molinaro. Quanto riguarda invece il Sant'Isidoro Bagheria, in porta Gagliano e Lobuglio, dovrebbe essere il 12 e così il portiere che partirà al primo minuto. Campagna, Di Salvo, Sciacchitano, Mulè, Sartina, Testa, Abello, Scianna e Karim Basile. Per quanto riguarda mister Ticali, questi uomini a sua disposizione. I direttori di gara di oggi sono poi il signor Cosenza e il signor Gaglio della sezione di Palermo, e il cronometrista sarà il signor Francesco Armani. Tutti di tempo effettivo per questo primo tempo. Noi purtroppo non abbiamo un cronometro che ci può indicare la situazione dal punto di vista del tempo passato. Prova qui subito Condori a cambiare la cosa più importante poi di una partita di calcio, ovvero il punteggio. Prova con questo primo sinistro, stoppato però da Lobuglio. Buono poi per Molinaro. Ecco Molinaro. Insieme a lui c'è anche l'altro Molinaro, ovvero Mario, autore di diversi gol in stagione. Riprende palla a Condori, può andare il numero 7, ancora Condori, si appoggia dove c'è Rizzuto. Scambio tra i due Molinaro. Mario è anche il miglior marcatore stagionale della Merlo con 10 reti segnate in campionato almeno. Condori lascia Rizzuto, poi preferisce tornare dalle parti di Molinaro, riprende palla il Sant'Isidoro, c'è Scianna, alla parte sinistra Di Salvo. Scianna prova il servizio verso Sciacchitano, il capitano del Sant'Isidoro, che ha festeggiato settimana scorsa le 100 presenze con la maglia biancorossa, festeggiata anche con un gol importante nella vittoria per 3-0 in casa contro Atletico Monreale. Prova conclusione Sciacchitano, viene fermato proprio il 9. Allora Scianna al centro, ancora una volta esce Rizzuto, può scappare la Merlo con Rizzuto, ancora lui, fermato però dal ritorno di Scianna. Sta intensificandosi il vento qui al Tocha Stadium. Merlo vuole farsi dopo la sconfitta in esterna contro il Palermo. Lo sa che nelle ultime 5 comunque ha visto la sua corsa interrotta solamente da Palermo, Athletic e 3M, quindi le 3 migliori di questo campionato di C1. Un calendario complicato che si riverificherà almeno per quanto riguarda 3M Athletic nella parte finale di stagione. Questa è la seconda di ritorno del campionato di Serie C1. La gara di andata a sorridere è stato il Merlo con una tripletta di Condori, a doppietta di Marco Molinaro. Allora adesso per Condori, 3-5 il punteggio, e quella, pensate, è stata una delle uniche 2 sconfitte interne del Sant'Isidoro, che è da 6 partite che non perde in casa questa stagione. Prova a scappare da quella parte Marco Molinaro. Buona Marco! Era buona l'idea ma viene fermato. Loro che dopo un inizio complicato si è un po' tirato fuori dalla zona pericolosa della classifica.
questo abita in nona posizione a 17 punti. La vittoria permetterebbe alla squadra ospite di raggiungere la Merlo. Molinaro fermato, Merlo, se volete, mister Gallep, il presidente Wilson è questo c'è un tempo davvero importante. Abbiamo un po' di difficoltà anche noi a potervi raccontare al meglio questa gara. Ricordiamo valida per la seconda giornata del campionato di Serie C1. In questo momento il pallone viene girato ancora dalla Merlo con questo completino rosa-nero, un po' a dare fede ai colori sociali della città di Palermo, rappresentata al meglio nel calcio 11 dalla società, appunto, il presidente Mirri, che giocherà domani contro il US Stabio. Ancora Rizzuto, Condori a sinistra, prova a creare qualche presupposto per essere pericoloso. Condori, 9 reti in questo campionato, ne ha fatti 17 nell'ultimo di C2, una stagione fortunata per la Merlo, conclusasi con la vittoria del campionato. Infatti oggi ad affrontarsi sono le ultime due squadre ad aver vinto il campionato di Serie C2, Santisidoro nel 22-23 e Merlo nel 23-24 in quanto a stagione. Quindi una gara interessante tra una squadra che si è stabilizzata vincendo alla fine il play-out contro l'Acregas l'anno scorso. Ora pallone per Condori, Rizzuto, assiste il numero 8. Molinaro, c'è Condori in aria, torna Molinaro, alza troppo il destro, il numero 9, grande occasione per la Merlo. Poi c'è un problema per Di Salvo, per Sciacchitano, chiede scusa a Rizzuto perché non aveva messo fuori il pallone, stava per originarsi anche un'occasione pericolosa che per poco non cambiava il punteggio per la prima volta oggi. Molinaro alza troppo il suo sinistro dopo il servizio prelibato di Condori. Sciacchitano, Di Salvo, che senza inizio anno per Di Salvo, che ormai assieme a Sciacchitano, Scian e tanti altri presenti in distinta sono delle colonne del Santisidoro. Proprio Scianna entra, Sciacchitano in rigore, lo scambio! E davanti alla porta non ha una palla facile da mettere dentro Scianna, ma era porta vuota perché Taormina aveva coperto su Sciacchitano, incredibile. Molinaro, scambio con Mario Molinaro, Rizzuto. Campo del Tocia è anche abbastanza esteso, permette di fare queste giocate, questo gioco che alla squadra di Mister Gallo piace moltissimo. Adesso urla anche Mister Ticali dalla panchina, si fa sentire. I suoi hanno avuto una grandissima occasione poco fa, l'ha avuta anche Molinaro, una big chance fallita a testa. Rizzuto, torna dove c'è Molinaro, guarda a sinistra dove c'è Condori, preferisce però riappoggiarsi dietro. Entra Rizzuto, ancora lui, altro tunnel, Rizzuto, lo buio e poi ancora una volta Condori. Lo buio un'altra volta risponde presente, bravo il numero 12. Rizzuto, grande palla, un fallo che favorisce l'entrata del numero 8. Condori, ancora lui, da dietro dove c'è il buon Molinaro. Rizzuto scambia ancora col 9, si propone Condori a sinistra. Rizzuto per Condori che controlla, va dietro dove c'è Molinaro. Mario Molinaro sta subendo in maniera passiva però il Santisidoro, chiama la palla a Taormina, uno dei veterani del Merlo. Lui che è in squadra la fondazione, la società rosso-blu,
la Serie D, poi la promozione in Serie C2, poi quella in C1, a difendere i pali della squadra. Insiste Di Salvo. Sciacchitano. Tanti veterani oggi, le squadre che sono già affrontate nel campionato 22-23 di Serie C2. 3 vittorie su 3 per il Sant'Isidoro. Attenzione a Scianna, subentra, buono per Di Salvo che si accontenta del calcio d'angolo. Anche il signor Cosenza ha dato rimessa al fondo. Il signor Gaglio a modificare la scelta del suo collega. E allora battuto il calcio d'angolo, mani sul volto per Di Salvo, protagonista come sempre nella stagione del Sant'Isidoro. Aveva segnato un autogol contro Atletico Monreale l'anno scorso che poteva siglare la certezza dei playout e effettivamente poi l'ha segnata. Uno scontro diretto a tutti gli effetti tra le due formazioni. Atletico poi si è salvato arrivando anche ottavo. Bagheria che è passato ai playout, ha vinto contro l'Acreas. Comunque poi nel ripescaggio la squadra dei giganti è rimasta in Serie C1. Oggi sarà impegnata contro il 3M, sempre sul nostro canale YouTube Sportissimo, a cura nostro carissimo Davide Sgroi, il commento della gara del Pala Don Bosco delle 6:15. Scappa di Sciacchitano, insiste lui, destro che però finisce sul fondo. Capisce male Capitan Sciacchitano. Marco, poi alla prossima. Gol in stagione, in campionato quest'anno per lui. Nel marcatore del Sant'Isidoro. Sparatilli Marco! Sparatilli Marco! Avevo già detto la settimana scorsa contro l'Atletico Monreale, una vittoria interna. Bella Marco! La 100ª gara con la formazione biancorossi. Insiste Scianna, ancora lui. L'idea era buona, non c'è nessun rimorchio perché Basile era più dentro l'area di rigore, aveva aggredito l'area di rigore. S'arrabbia poi Scianna, voleva un fallo per la scivolata di Rizzuto che adesso prende palla. Molinari. Primi cambi anche per il Merlo. Entra la Spisa. Riesce a controllare il pallone però il classe 2003. Sciacchitano insiste, va sul destro. Scianna controlla. Ancora Scianna aspetta, poi il pallone viene ribattuto. Rizzuto una volta. Basile però ha il tocco definitivo. 0-0 ancora tra Merlo e Sant'Isidoro Bagheria. La partita è iniziata da una decina di minuti, però non sappiamo effettivamente quanto tempo effettivo è trascorso. Il cronometro è sotto la postazione del Tocia Stadium, quindi stiamo anche andando un po' alla cieca. Possiamo solamente immaginare quanto manca alla fine del primo tempo. Siamo però ancora intorno alla metà di questa prima frazione. 0-0 ancora tra Merlo e Sant'Isidoro. Prova a cambiare il punteggio adesso la squadra ospite col tiro pericoloso comunque di Mule. Marco alla prossima, Marco! Deviazione e calcio d'angolo. Tocia come sempre Occhio Dani! vede sulle classiche scalinate diverse persone pronte ad assistere all'ennesimo appuntamento di futsal qui nell'impianto palermitano. Cambi volanti ancora per la Merlo. Sono entrati Bongiovanni e Di Ca. Lo scambio ancora a favorire l'inserimento di Cara. Prende palla Bongiovanni, sempre lui, poi si appoggia alle parti di La Spisa. Di Cara, controllo di suolo, adesso freschezza e gioventù per la Merlo.
Aiutalo, aiuta in mezzo, Dani. C'è anche l'esperienza però con Molinaro. E Bongiovanni che adesso deve stare attento in questa corsa provata da Basile. Trattenuto. Ci sono le lamentele da parte della panchina del Sant'Isidoro. Nulla per il signor Cosenza. Molinaro. Come per Di Cara. La Spisa controlla. Oh, la palla forte! Altro giro palla e la Merlo. Timido però che a questo momento prova a interversare Di Cara. Niners Athletic Club Palermo nel suo curriculum. Adesso nuova avventura al Merlo. Nessuna destra. Si lamenta infatti Molinaro. Adesso si presenta la Spisa. Destro provato ma che finisce facilmente tra le mani di Lobuglio. Cambi volanti nel vero senso della parola. Entra Campagna e prende subito il pallone. Poi impreciso il tentativo di salvo per Sciacchitano. Si lamenta anche Basile. Palla è buona per la Merlo. Molinaro chiama in casa Di Cara. Corre a destra il vento. Di Cara. Lobuglio. Grande parata. Adesso insiste ancora Molinaro. Grande, potente il destro del numero 9 che finisce però sul fondo e neanche di tanto. Lobuglio guarda scorrere il pallone sopra però i pali che difende. Basile, giro palla del Sant'Isidoro. Dopo il pericolo corso corre Sciacchitano. Ancora lui. Da Basile. Campagna. Ancora c'è Basile, insiste lui, colpito però da Bongiovanni. Sciacchitano. Ancora lui. Sciacchitano. Deviazione di Molinaro. E calcio d'angolo. Sempre il capitano con queste sue incursioni centrali che sembra soffrire però il Merlo. Campagna. Ancora da Sciacchitano. Che era l'ultimo uomo. Prova il dribbling. Rischia. Il pallone viene ripreso. Di Cara insiste, c'è la Spisa sul secondo palo, l'idea era per lui ma Campagna una grande chiusura, c'è un time out. Time out tra Merlo e Sant'Isidoro Bagheria. In questo momento è ancora 0-0. Non sappiamo ancora quanto manca alla fine del primo tempo. Questa che i due arbitri, il signor Cosenza e il signor Gaia, adesso guardano proprio il cronometrista. Di capire anche quanto tempo manca. Il signor Francesco Armando che c'è il cronometro tra le mani, però ci viene difficile comunque capire l'entità del tempo che manca qui al Tocia Stadium di Palermo. 0-0 tra Merlo e Sant'Isidoro Bagheria. La gara, lo ricordiamo sempre, che apre a tutti gli effetti il 2025 dal punto di vista degli impegni di casa per il Merlo Calcio a 5. Qua l'impianto di casa. Insiste ancora il Merlo. Torna a girare il pallone dopo un breve time out. Adesso il quartetto scelto dalla squadra di casa dovrebbe essere Bongiovanni, Molinaro e i due La Spisa e Di Cara, più giovani, più di fumantina espressione di talento. Prova infatti proprio La Spisa. Entra in aria La Spisa. Non era male sulla linea. Salva Campagna. Molinaro. Pallone adesso è per lui. Passaggera di Bongiovanni. Prova Di Cara all'altro lato. Sta per arrivare lui a ricevere sul passaggio di Spisa. Salvato però praticamente sulla linea di porta da Campagna, che ha fatto un grande salvataggio, mantenendo invariato il punteggio sin dall'inizio della gara. Fallo adesso per quanto riguarda
il Merlo, fallo subito da Bongiovanni, capitano anche. E allora palla per Molinaro, torna al numero 10, lo scambio tra i due. Merlo che continua a cercare un buco nella difesa del Sant'Isidoro, prova adesso ad andare Di Cara. È stato un fallo sicuramente da parte di Campagna e c'è anche una ammonizione, giallo per Campagna, primo ammonito della gara, fallo cumulativo che sarà assegnato ora dal signor Gaio, lo segnala anche al cronometrista, signor Armando. Terzo uomo, lo chiameremmo se fossimo il calcio 11, la terminologia più propria del calcio dei grandi. Arriva Campagna, se dei grandi non è neanche l'espressione migliore per poterlo descrivere, ma tante. Pensiamo al pallone che gira, con il rischio però per il Sant'Isidoro, pressing altissimo del Merlo, riprende palla, la Spisa, colpito senza fallo, adesso sì da parte di Bongiovanni che atterra Basile. Gara che inizia anche a farsi sentire dal punto di vista dell'agonismo, 0-0 ancora, ma tante emozioni, tante occasioni anche, alcune davvero ghiotte incredibili, dove era più facile segnare che sbagliare. Prova adesso Moulet a creare qualcosa, il numero 10 in mezzo a tre uomini, poi di andare lontano Taormina, rimessa laterale per il Sant'Isidoro. 0-0 ancora. Ricordiamo che non possiamo sapere con esattezza quanto tempo manca alla fine della gara, qui al Tocia è complicato. È buono questo per Scianna, che ha imbeccato Basile, controllo impreciso e poi sbaglia la rimessa qui il Merlo. Palla per Karim Basile, ancora Di Salvo, va sul destro, si accentra Di Salvo, ritorna da Basile, murato da Bongiovanni, può ripartire il Merlo, ancora con Di Cara, fermato da un super Campagna che ha rischiato anche, essendo ammonito. Basile prova il sinistro alto, fermato non Di Cara bensì la Spisa, che esce adesso. A questo posto entra Condori. Sono poi a 3 ragazzi in movimento del Merlo. Adesso entrano in campo anche Bongiovanni. Di Cara rimane in campo. Molinaro, Bongiovanni, Condori che ora fa il taglio di testa, il numero 7. A centro non c'è nessuno. Poi retropassaggio non segnalato dal duo arbitrale. Ritorna Condori senza commettere fallo. Vanno a giocare moltissimo i due direttori di gara. Questo può ovviamente fare infervorare il termometro di questo incontro. Di Salvo è buono per il numero 19 Abello. Ci sta ancora Bongiovanni. Condori, Molinaro, Di Cara controlla, se ne va, ottimo scatto, bruciante di Di Cara al centro, trova Condori, 1-0, ottimo schema, lo scatto bruciante di Paolo Di Cara, vale l'assist, 1-0. Paolo, ci sei? Cambia il parziale qui al Tocia Stadium. Il Merlo passa in vantaggio grazie alla rete di Condori, servito però perfettamente da Di Cara, che si presenta così con un assist al bacio. 1-0 quindi. Condori segna il 10° gol del suo campionato, raggiunge quindi Mario Molinaro
in cima a questa speciale classifica valida solamente per i giocatori del Merlo. Lo scambio proprio tra i due, Condori e Molinaro. Bongiovanni vuole di nuovo, numero 7, insiste Bongiovanni, di gran carriera, trova Di Cara un'altra volta al centro, Lo Buio stavolta effettua una deviazione, la palla arriva da Taormina e con i guantoni la fa sua, cede palla Bongiovanni. Condori chiama palla Molinaro, pallone per lui, aspetta il 9, Condori insiste ancora lui, Di Suola, Condori per Bongiovanni, mantiene il pallone in campo, era un po' imprecisa qui la sfera, ancora Di Cara, prova a creare qualcosa, ha colpito senza fallo da Di Salvo. Time out, altro time out, stavolta chiamato dalla formazione ospite. 1-0, ha sbloccato la gara il Merlo grazie alla staffilata sul secondo palo di Cara dopo uno scatto bruciante, e Condori dove ha messo la firma. Questa partita dovesse vincere solo se abbiamo pazienza. Pazienza e voglia, pazienza e voglia. Senza rischiare niente, due tocchi, via, tu. Dovrebbero mancare pochi secondi alla fine del primo tempo. Siamo andati in vantaggio, non rischiamo niente. Si è giocato molto velocemente, ma è tutto ovviamente nel dubbio, almeno secondo quanto sembra trasparire dal cronometro del terzo uomo. La fischia alla fine del time out. Mi sembra di capire 12 secondi. Vediamo se la mia intuizione è corretta. 12 secondi di gioco. Allora credo che il Sant'Isidoro andrà lontanissimo a cercare subito la rete. Deve andare quindi la formazione biancorossa. Di Salvo, controllo è per lui, Cianna. Di Salvo, non è per il riferimento più offensivo del Sant'Isidoro. Gio parla della squadra in maglia rosa nero oggi, come avevo detto anche in anticipo. Non credo che mancassero pochi secondi alla fine, era qualcos'altro. Ottima qua la chiusura di Bongiovanni. Mancano solamente questi nel cronometro del terzo uomo. Se sarà così, intanto Di Salvo può andare. Ancora Di Salvo, corre a sinistra, palla al centro, esce più che Taormina Molinaro e poi Bongiovanni non rischia, giro palla quindi del Merlo. Condori manda lontano, ma non c'è più tempo per questo primo tempo. Allora dai, avevo ragione, almeno questo avevo ragione. Merlo 1, Sant'Isidoro Bagheria 0. Per ora a decidere è il gol di Condori. Tra poco. Sono cose. Volevamo fare un risultato positivo, sapevamo che oggi era difficile contro una squadra in salute, una delle migliori del campionato, però avevamo bisogno di ritrovarci e oggi i ragazzi hanno offerto una grande prestazione. Poi siamo rimasti in 10, Adamo si è fatto male, quindi è stata un po' in salita per noi, però hanno risposto tutti alla grande e credo che abbiamo meritato la vittoria. Già giocava con un problema alla costola e infatti ha fatto l'infiltrazione per esserci oggi, però sapevamo che non era al meglio, però per fortuna diciamo fino a quando ha giocato ha fatto anche il gol vittoria, quindi va bene così. Ne abbiamo parlato, però penso che oggi non era Frisella da rosso diretto, poi dico non so l'arbitro cosa ha visto, però è un problema che ci portiamo dal girone d'andata e cercheremo di lavorarci perché
modo che non capito più. Andiamo all'Ascari che è tutt'altra partita, anche perché il Lascari, se non sbaglio, è ultima in classifica, quindi venderà cara la pelle e la dobbiamo preparare al meglio. Però oggi ho ritrovato la mia squadra, i ragazzi sono ritornati e questo mi fa ben sperare. Non so se lo Sciacca avesse avuto la testa alla Coppa, ma non mi è sembrato, perché ha fatto una buona partita, è stata in partita fino all'ultimo, ha cercato di pareggiarla, però devo dire che i ragazzi in settimana l'hanno preparata abbastanza bene, volevamo a tutti i costi tornare alla vittoria, sapevamo che avevamo davanti un ostacolo insormontabile, e però Castellammare ha dimostrato che quando gioca con la testa, gioca con il cuore, gioca con la voglia, con la grinta, riesce a dare i migliori risultati anche contro squadre blasonate come lo Sciacca, in cui hanno le migliori fortune, e se possibile, visto che è del girone A, di portare la Coppa a Sciacca, perché lo meritano intanto questi tifosi splendidi che hanno a seguito, e una dirigenza assolutamente all'altezza della situazione e abbastanza solida. Tornando alla partita, ritengo che alla luce di quello che abbiamo visto nei 90 minuti la vittoria sia meritata, perché comunque finché siamo rimasti 11 contro 11 abbiamo subito solo il loro palleggio, però ricordo un particolare parata di Paola, ho visto soffrire particolarmente la squadra, nel senso che ci siamo abbassati per una scelta tecnica, per troppi lì in contropiede, poi è arrivato il gol dello stoico capitano Andrea Adamo, che ha giocato con una costola inclinata, e poi nell'occasione del gol si è fatto male. Poi purtroppo l'unica nota negativa è che ci complichiamo la vita da soli, e Frisella ha pensato bene, così come hanno fatto altri suoi compagni, di lasciarci in 10, questo non deve capitare, ma in settimana prenderemo seri provvedimenti, perché le partite le dobbiamo finire in 11 e purtroppo è un cliché di quasi ogni domenica di finire la partita in 10, però qui è venuto fuori il cuore del Castellammare. Volevo sottolineare la prestazione di tutti, ma su tutti Guaiana è stato veramente encomiabile, ha lottato da solo, ha tenuto pallone, ci ha fatto salire, abbiamo vinto veramente perché volevamo vincere col cuore, con la grinta, per allontanarci dalla zona bassa della classifica. Adesso con 23 punti possiamo un attimo respirare e guardare il futuro con ottimismo. Buonasera amici di Sport Easy, siamo qui in compagnia del direttore sportivo Antonio Tosto dell'Accademia Trapani. Volevamo un commento a caldo sulla partita appena conclusa. Avete affrontato il Partini Caudace, è stata una grande partita, un commento secondo voi? Ma il commento a caldo che posso fare è che abbiamo voluto questa vittoria e ci siamo riusciti. Venivamo da 3 sconfitte consecutive e sinceramente la squadra soffriva parecchio di questi risultati che avevamo fatto. Oggi è stata una partita quasi fantastica, però si era messa subito in salita, però poi l'abbiamo ribaltata grazie ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Oggi tantissimo cuore, veramente, la partita si era messa male, sbloccata grazie a un calcio di rigore, perché oggi veramente c'è stato da combattere dal primo all'ultimo minuto. Secondo voi? Secondo lei? Vorrei sapere quanto è importante poter fare affidamento sugli uomini dalla panchina che subentrano. Ad esempio il gol è venuto proprio questo è una cosa che noi abbiamo programmato sinceramente, perché avere in panchina persone che sono come titolari per noi è tanta cosa. E sinceramente quando il mister ha a disposizione, si gira dietro e vede che può fare affidamento di più giocatori, questo significa che stiamo programmando bene, rispetto magari a qualche anno fa che eravamo un po' a corti di giocatori.
Sta per riprendere qui la partita dal Tocia Stadium di Palermo, 1-0 per il Merlo al termine dei primi 20 minuti di gioco. Il gol di Condori su un assist perfetto di Cara, che però partirà dalla panchina per questa seconda frazione, sempre il buon Taormina in porta. Poi Molinaro, i due Molinaro anzi, Mario e Marco assieme a Condori e Rizzuto sono i 5 che hanno iniziato la gara per il Merlo, oggi senza mister Gallo. Per quanto riguarda invece il Sant'Isidoro Bagheria, in porta c'è sempre Lo Buio, poi Scianna, Sardina che si è visto nei finali di questo gioco per quanto riguarda il primo tempo, poi Di Salvo e Sciacchitano per completare anche il quintetto dei ragazzi in maglia biancorossa, ospiti oggi del Merlo e che sono sotto nel punteggio 1-0. Per ora con questi risultati anche che maturano, e nel caso l'Agrelas non dovesse fare punteggio contro il 3M più tardi al Padon Bosco, che ora ricordiamo sempre in diretta sui nostri canali di Sportisili, il Merlo sarebbe incredibilmente là in zona playoff, che per non è promosso sarebbe davvero incredibile. Ma intanto pensiamo alla gara di adesso, pensiamo al numero 20 Scianna, che va dove c'è Sciacchitano, che è una palla di Salvo, ancora Di Salvo, Rizzuto a coprirlo, Di Salvo insiste, prova la corsa, il pallone, grazie anche alla chiusura di Taormina da stopper più che da portiere. La palla è buona ancora per il Sant'Isidoro, può giocarla senza particolari problemi Di Salvo, continua a manovrare questa sfera, a manovrare le occasioni, a creare più che altro i presupposti per delle occasioni. Sciacchitano, Di Salvo, alla buona per Condori, Rizzuto, per Molinaro, apre Molinaro, va dall'altra parte del campo. Vai su forte! Molinaro. Vai su forte! Nuova palla per Condori, che attacca a profondità, sponda per Molinaro, torna bene Di Salvo. La posizione di Condori in questo momento sta creando particolari difficoltà alla difesa del Sant'Isidoro. Ancora lui, Rizzuto, prova a insistere lui, fermato da Sciacchitano. Portiere c'è! Scianna, la palla con Sardina che apre alle parti di Salvo, ancora Sciacchitano, insiste, si accentra, Sciacchitano, Condori, bravo, e poi Taormina gioca con i piedi, cosa che non rifiuta mai di fare il numero 1 del Merlo, Condori. Ancora lui, ancora il gol del vantaggio, l'unico anche di oggi, almeno fino a questo momento che abbiamo visto, al quale possiamo dare testimonianza in questa gara valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C1, la 15ª, se andiamo con la visione generale. Condori, fermato il numero 7, Rizzuto gira le parti di Molinaro, ancora Marco Molinaro, fermato il pallone, Bravo Carmelo! insiste Sciacchitano, altra volta Condori, poi spunta da quella parte del campo Scianna, mette a sedere Rizzuto, un'altra volta risulta Rizzuto perché l'ultimo tocco è anche del suo avversario, rimessa quindi in favore del Merlo. Dobbiamo trovarlo con la giocata, no? Con la giocata combinata. Molinaro qua chiamano calma. Da soli no. Rizzuto, Dai. ancora buono per Condori che insiste, troppo alto però il piede qua di Michel Condori. Di Salvo non protesta neanche il numero 7 a dire il vero. Calcio di punizione quindi, Sardina lo batte, Scianna, Taglia forte. Di Salvo, Scianna, a scambio, buono per Sciacchitano, Di Salvo, troppo potente questo servizio per Scianna. Di Salvo qua ha esagerato un pochettino, ancora il numero 20, rischia sul pressing di Molinaro,
Non torna Francesco Paolo Buglio con il numero 20, ancora Di Salvo, fermato da Rizzuto che può andare in mezzo a due, ritorna perfettamente Sciacchitano. Shan. Di Salvo, ancora il buon Sciacchitano, torna dove c'è Di Salvo, giro palla contiguo del Sant'Isidoro. Dalla parte c'è Scianna che voleva l'inserimento sul secondo di Sciacchitano. Quello che sentite in sottofondo è Gagliano, portiere numero 1 del Sant'Isidoro, che ha fornito ottime prestazioni comunque nelle ultime gare. Oggi Mister Ticali ha preferito l'Obu. Molinaro. Con calma Molinaro va da Condori. Prova a insistere Condori, bloccato, si difende bene il Sant'Isidoro. Scianna prova la conclusione. No, giriamola, Come finisce sul fondo. Resta un po' più alto. Molinaro. Non era per Condori, ma difende Dai Lobuglio. Paolo, Roberto, Paolo. Si inizia un po' a gocciolare Porta sta palla, porta sta al palla. Tocia Stadium di Palermo. Sciacchitano. Scianna. Di Salvo. Scianna. Sono due. Ancora il 20. Bravo. Di Salvo. Bloccato ancora il Sant'Isidoro. A stavolta si difende molto bene il Merlo. Una gara davvero bloccata, lo è stata nel primo tempo, un solo gol nel calcio 5, infatti molto poco. La chiusura qui di Molinaro. C'è sempre. Era scappato però alle sue spalle Scianna, si lamenta infatti il numero 20, voleva subito il pallone. Di Salvo, conclusione, Taormina non la stoppa. Poi ancora Condori, fermato, Sciacchitano insiste. Torna Di Salvo. Ancora Sardina. Insiste Sciacchitano. Sardina. Salvo, si gira, tanto. Sponda Bagheria. Ultimo tocco, poi Di Salvo qua. Lo scontro con Condori che esce, lascia spazio alla Spisa. Poi il signor Cosenza va a dire qualcosa a Di Salvo che sembrava abbastanza adirato Vai un po' più su. per via di questa decisione arbitrale che favorisce il Merlo, che ha già battuto il calcio laterale. Molinaro, vediamo non è male. Ancora Di Salvo. Rizzuto a pressarlo. Insiste Molinaro. Lascia la Spisa. C'è Rizzuto. Ancora lui. Prova a centrarsi. Fa buona chiusura. Scianna. L'ultimo tocco poi. È di Rizzuto. Entra Basile, esce Di Salvo. Proprio sotto i nostri occhi è venuto questo cambio. Insiste ancora il 27, come poi toccato quindi per lui in questa ripresa. Sciacchitano, sinistro che finisce fuori del numero 9. Allora Molinaro, idea per la Spisa, prova ad andarsene lui. La Spisa fermato da Sardina, pressing altissimo però del numero 23. Non può tornare al portiere Basile, che però riesce a guadagnare un tempo di gioco. Sale il Bagheria, poi qua brutto fallo di Rizzuto. Vediamo se uscirà un cartellino signor Cosenza. Bravo, come hanno uniti solamente Campagna oggi. Non c'è giallo per il signor Cosenza. L'altro aveva assegnato il direttore di gara all'altro lato del campo, ovvero il signor Gai. Tutte e tre come lista sulla sezione Palermo.
Shakitano insiste, prova anche a subentrare, ci prova adesso di nuovo Shanna. Shakitano non controlla bene, Rizzuto e sogna il pallone, deve battere adesso Basile. Sardina a ricevere, lo scambio però impreciso, palla per Rizzuto, quindi scambio con Molinaro, chiama palla Taormina che sale anche, si allunga un po' troppo la sfera, attenzione perché la porta è sguarnita. Basile, Molinaro la stoppa rischiando qualcosa. Adesso manda a correre Rizzuto, il pallone ancora in campo, Rizzuto insiste, fermato bene da Sardina su Shakitano, ancora verso Shanna, sempre il numero 20 sulla sinistra, al centro spunta Shakitano, ultimo tocco di La Spisa che difende sul numero 9, continua a essere una spina al fianco. Ancora Sardina, provato la conclusione, fermato e poi colpito da dietro Di Cara, non c'è niente per il signor Cosenza e l'ultimo tocco è anche di Sardina, anzi di Shanna, perdono. Il fallo è nostro, infatti. Vabbè. Effettivamente qua, è calcio di punizione oppure la palla presa Shanna, adesso Di Cara corre, Lobuglio in spaccata, dice di no. C'è sempre sta palla a scavalcare. Sempre pallone buono per lui che torna dove c'è Molinaro. La Spisa va a subentrare nella metà campo avversario 23. Bongiovanni non riesce a intercettare nuovamente la lotta adesso con Basile in mezzo a due, spunta Bongiovanni, segna il capitano, il 2-0, Merlo in doppio vantaggio. Il tempo c'è, giochiamo, però ne facevo con nessuno. Una gara maschia, tante lotte in mezzo al campo, da una di queste si è generato questo gol. 2-0 ha segnato Danilo Bongiovanni, il capitano del Merlo, con la 10 sulle spalle. Finì. Ottimo sicuramente il break qui di Bongiovanni, una giocata che stava creando con La Spisa sull'auto di sinistra, ha vinto un rimpallo, si è centrato e ha scaricato verso la porta di Lobuglio. Il rilancio di Taormina, proprio Lobuglio a mandare il pallone in rimessa laterale, prima ha toccato il tetto, non cambia l'esito, sempre touche per il Merlo, sprecata però Shakitano, allora gira ancora dove c'è Shanna, Sardina quasi scivola, non è buono per il 20 però, Basile, voleva qualcuno al centro, Basile, Taormina la mette in calcio d'angolo, Gioca Domi! ha rischiato qui il numero 1, la palla comunque ancora buona per la formazione biancorossa. Poi rischia tantissimo qui Bongiovanni, Shakitano, miracolo di Taormina Vieni! che è rimasto in piedi, ha fatto davvero un intervento clamoroso. Ecco la palla per il Bagheria però, Shanna al centro, c'è Moulet, carica il destro, torna a Basile, contrato il numero 27, allora ancora Moulet, fermato dalla Spisa che può andare in contropiede, attenzione al 23, ancora la Spisa, fermato da Shakitano e allora capovolgimento di fronte, c'è Shanna a sinistra, entra il 20, palla al centro, Taormina va pure a vuoto, l'ultimo tocco è di chi ha effettuato il cross e allora rimessa Merlo, può andare Di Cara, ancora lui, Di Cara vince un altro rimpallo, Di Cara entra, trova il tiro e viene murato, sempre Paolo Di Cara, Per me, vuole anche assicurarsi magari uno spazio nel tabellino questo suo vai su! pomeriggio da scoperta al Merlo. Ne palla però il Sant'Isidoro, può andare Moulet, ancora col destro ad accentrarsi, Shakitano
decentrato come non mai. Ancora Sciacchitano, Taormina un'altra volta fa un grande intervento, questo più di posizionamento, più di riflessi. Stoppa anche il pallone, lo mette lì dove è più al sicuro. Occhio Karim a scavalcare sta palla, Filì, facci duro! Di Cara Così, bravo Filì! rischia, Bravo, Filì, dai. ha fatto un ottimo intervento in fase di pressing qui Moulet. Basile, le giocate ancora con il destro, poi Liscianna 2-1, accorcia le distanze il Sant'Isidoro. Time out chiamato dal Merlo proprio al momento del gol biancorossi. Bravi. Secondo tempo stiamo giocando. Dopo non dice un altro. 2-1, gara più attiva adesso. Le giocate ubriacanti di Scianna al limite, l'area di rigore, poi lo scarico in gol. Si disgrega quindi il muro della formazione di Mister Gallo. Ricordiamo, oggi purtroppo non è presente, lo salutiamo da casa, ci sta sicuramente guardando. Merlo 2, Sant'Isidoro 1. Ai gol di Condori e Bongiovanni ha risposto qualche secondo fa Scianna. Se incalla fuori, cavola fuori, avvicina. 9 minuti alla fine. Aspetta, un'altra cosa. Allora, loro fanno 8-17 ci ha segnalato il terzo uomo. Mancano 8 minuti e 17 secondi alla fine della partita. Tutti di gioco, tutti da vivere qui al Tocha Stadium. Merlo 2, Sant'Isidoro Bagheria 1. Una gara bella, equilibrata, maschia tra le squadre, ricordiamo le due che arrivano come vincenti, il campione di Serie C2. Paolo Buglio che poi mette subito in corsa Sciacchitano, l'ultimo tocco è dell'altro capitano, ovvero Bongiovanni. Merlo vincente l'anno scorso nel girone A di Serie C2, Sant'Isidoro 2 anni fa. Quell'anno risalgono anche gli ultimi 3 precedenti, escluso il match d'andata, tutti vinti dal Sant'Isidoro. All'andata si è modificata questa tradizione con il 3-5 a Bagheria del Merlo, e qua tutto da scrivere, tutto da vivere. L'epilogo di questa gara, meno di 8 minuti da giocare. Scianna a cercare Sciacchitano, non era male, si era staccato dal pressing di Molinaro. A terra, se tu lo guardi lo vedi che là, va bene, dai. Sta allacciando le scarpe anche il signor Gaia dall'altra parte del campo, quindi si aspetta un pochettino prima di rimettere il pallone in gioco. Per quanto riguarda Taormina, questo favorisce anche un po' il Merlo, più che altro perché rompe un ritmo gara che rischia di farsi incandescente. Bongiovanni insiste, palo incredibile di Cara, a botta sicura colpisce il legno nella maniera più infausta Paolo Di Cara. Adesso deve difendersi il Merlo. Scianna torna dove c'è Basile. Sciacchitano col destro spunta dall'altra parte del campo Basile. Ancora Karim Basile, si propone Scianna, ottima la chiusura di Condori. Un'altra volta era scappato alle spalle Basile. Non è una cosa comunque sola tra gli episodi di questo match. E Bongiovanni può andare il 10, chiamato in causa Di Cara in mezzo a 2, poi preferisce tornare dietro, si prende gli applausi alla panchina, medita quindi il 20, chiamando anche in causa Mario Molinaro. Bongiovanni sempre Di Cara, sempre a provare dribbling, sempre a provare qualcosa, sempre a cercare qualcosa di nuovo. Di Cara, Bongiovanni, Di Cara non mantiene il pallone in campo,
Giovanni che è un evidente la gamba sinistra, cioè comunque non fa desistere neanche un centimetro il capitano del Merlo, intenzionato a portare a casa 3 punti importantissimi per la corsa ai playoff. Ancora Shakita, Basile, controllo fermato subito dopo. Allora ancora Basile, Shakitano guarda la porta, fa partire il sinistro, Taormina un'altra volta attento, un'altra volta si conferma il signor portiere. Messa laterale per il Sant'Isidoro, esce Basile, entra di nuovo Campagna, chiamato subito in causa il numero 3, ammonito nella prima parte di gara, l'unico di questo match. Ancora per Campagna, arriva al centro, prova a girarsi Shakitano, lo fa adesso, vuole un tocco con il braccio, non c'è niente, per arbitrale, riprende palla poi Shakitano, dove c'è Shanna, il controllo, il tiro, Taormina in 2 tempi la fa sua. Si lamenta la panchina del Sant'Isidoro, Bongiovanni non ha intenzione di correre. Perché ultimo fine? Ora magari sì, chi ha più campo, chi ha più spazio, Bongiovanni ancora, le finte ubriacanti, non riesce ad andarsene rispetto a Shanna. Gli ultimi 2 marcatori in ordine di tempo di questa gara, l'altro Condori riceve ora palla, spunta di Cara, non c'è niente, la botta comunque l'ha presa, fallo di Cara. Non ho più però problemi di crampi per lui, un assist al bacio, un palo clamoroso, un esordio comunque niente male, sicuramente sopra sufficienza per Paolo Di Cara. Rimessa Merlo, Bongiovanni, destro potente ma che finisce ampiamente fuori. Lo Buio a battere questa rimessa, Campagna, ancora il numero 3 gira, Mule, Campagna, Shakita, ancora per Alex Campagna, fermato qui Mule, può ripartire Di Cara, una bestia lì a sinistra quando parte, con la facilità di movimento che ha. Condori poi deve anche pensare al tiro, la gira palla, il Merlo fa bene e poi inserimento per Condori, letto perfettamente allo Buio, Shakitano manda al bar Bongiovanni, mettiamo in causa Campagna, passaggio pericolosissimo orizzontale, Shanna riesce nel dribbling ma il campo finisce, rimessa per il Merlo. Questa è una discussione che si è generata con Bongiovanni uscendo dal campo, va Shakitano a calmarlo, 2 capitani. Con Shanna se non mi errato. Shakitano, ma capitano qual è? Che arguisce anche il suo compagno, anzi soprattutto il suo compagno. Leadership indiscussa per Shakitano, ancora ferma a 16 gol stagionali. Oggi proverà in questi ultimi minuti a trovare quantomeno spazio nel tabellino marcatori, cosa che ha fatto per ben 3 volte nella gara d'andata contro il Merlo, nel 3-5 comunque un Fausto per il Sant'Isidoro. Poi Di Cara, ottimo pallone per Condori, con calma il numero 7, dove c'è Rizzuto. Di Cara, schiacciata a sinistra il Merlo, allora Condori prova a creare qualcosa, d'altra parte c'è solamente Molinaro, si ripropone Condori, Lo Buio una volta, poi regala palla per Molinaro, Lo Buio rimedia al suo errore, chiede scusa. Corner per il Merlo, Rizzuto, ancora Molinaro, Rizzuto vuole Condori, posizione jolly quella di Condori ed esce Lo Buio, power play, quinto d'attacco per il Sant'Isidoro, Di Salvo con la casacca a indicare la superiorità numerica
È tutto o niente per Mister Ticali. Di Salvo. Scianna. Lo scambia ancora. Scianna. In campagna. Di Salvo. È solo. Va col destro. Fermato da Molinaro. Dobbiamo mettere il mancino, finito. Scianna. Mule. Campagna. Ancora per il 20. Torna dove c'è Campagna. Pallone che si alza. Azione. Vieni, è time out, Calcio d'angolo e soprattutto time out. L'ultimo di oggi lo utilizza nei pressi di un calcio d'angolo col quinto attacco. Sarà quindi una riunione tutta tattica, tutto schema per Mister Ticali, mentre la panchina del Merlo deve solamente aspettare, dare le ultime rassicurazioni e caricare i suoi per questo finale. Un minuto e 55. Forse l'avete anche sentito, la bordo carico. Quanto manca alla fine? Stiamo parlando di 115 secondi. Oh Karim, siamo col portiere. Sta finendo una gara bellissima, equilibrata, tattica soprattutto. Una gara di nervi. Attacco ancora per il Sant'Isidoro. Quasi 2 minuti alla fine, poco meno. Campagna, gira ancora palla la squadra ospite. Gira! Scianna, Non solo un lato! ancora con Basile. Torna alle parti di Salvo. Ancora Scianna, ottimo scambio. Sulla linea c'è Campagna. Ancora una volta Taormina, che poi non può andare in porta. Corre lui e prova il destro. La parata effettuata incredibilmente da Basile con la testa. Se ne vedono pochi così. Ancora Scianna, e c'è Campagna, il controllo, il numero 3 fuori misura. Deve uscire subito Di Salvo. Il tempo c'è, state calmi. Ritorna Lo Buio in porta. Bizzuto poi. Non è precisa. Lo Buio la regala praticamente a Condori, che arriva in porta. Condori fermato una volta, non la seconda. Miguel Condori sull'errore di Lo Buio. Probabilmente chiude la gara. E 3-1. Oh, dai, il tempo c'è. Una doppietta che sa di latinoamericano con Miguel Condori. 3-1 per il Merlo. Ci sono ancora dei secondi però. 48 per esattezza per il Sant'Isidoro. Guardi sempre destra, no? Gioca sempre con i 5. Paradossalmente ha preso gol in una situazione dove c'era Lo Buio in campo. Di Salvo, lo scambio. Campagna, fermato Campagna, combatte sul pallone qui Di Cara. Ancora Campagna, dove c'è Di Salvo, lo scambio con Scianna. Pressato il 20, riesce a uscire Sciacchitano, ancora dove c'è il buon Campagna. La palla però sterile in questo momento il Sant'Isidoro. Forse proverà il tiro Sciacchitano. Si apre ancora dove c'è il suo 3. Basile praticamente nel rigore. Scianna a pensare alla conclusione, ma non c'è più tempo. Merlo 3, Sant'Isidoro Bagheria 1. Una vittoria importantissima per i ragazzi di Mister Gallo, che sicuramente starà sorridendo da casa. 3-1. Adesso si fa sicuramente importante la classifica per i rossoblù oggi con casacca nero-rosa. Ricordiamo tabellina marcatori 3-1, doppietta di Condori e gol in mezzo di Bongiovanni. Ci aveva provato il Sant'Isidoro con la rete che aveva dimezzato lo svantaggio di Scianna. Poi lo sforzo finale, l'errore di Lo Buio e il 3-1 di Condori che ha chiuso la gara. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui dal Tocia Stadium di Palermo. Da Gabriele Rispetta è tutto e a risentirci con lo spettacolo del calcio a 5. A posto, ti puoi stare a casa,